Finalmente arrivano buone notizie per i tanti proprietari terrieri siti nelle zone vicino al mare, in particolare San Leone, dove i cittadini da anni erano vessati da bollette salatissime dovute ad aliquote IMU calcolate da uffici comunali agrigentini, come se San Leone era una zona paragonata ad Acapulco, a Rio de Janeiro, a Monte Carlo. Per di più le stesse erano considerate terreni edificabili, cioè pronti a costruire, ma sappiamo benissimo che ciò non è possibile per via della mancanza dello strumento urbanistico, il cosiddetto PRG, ancora non attuabile in quelle zone. Dopo anni e anni di battaglie da parte dei proprietari terreni che tra ricorsi, tempo perso e preoccupazioni non sapevano che fare se non confrontarsi e chiedere alla politica di porre fine a questa ingiustizia. Dopo tante insistenze, finalmente nell'ultima seduta del Consiglio Comunale si è arrivati a una prima decisione che fa aprire le porte ai proprietari a istanze più serene e meno affaristiche da parte dei vertici del Comune che, come una prova, vogliono a tutti i costi che i cittadini paghino tariffe IMU molto alte. Infatti il Consiglio Comunale di Agrigento ha approvato all'unanimità dei presenti, tra maggioranza e opposizione e con soli 2 consiglieri usciti fuori dall'aula per incompatibilità, una mozione del capogruppo di Forza Italia, Simone Gramaglia. L'iniziativa è stata apprezzata anche da alcuni cittadini proprietari di aree edificabili presenti a Sala Sollano e intende garantire un'equità nell'applicazione dell'IMU e l'adeguamento dell'imposizione tributaria all'effettivo valore dei terreni sottoposti a tassazione. Il consigliere Gramaglia ha spiegato come da 15 anni il piano regolatore generale di Agrigento, approvato nel luglio del 2005, non è ancora vigente a causa di alcuni cavilli burocratici. I proprietari dei terreni destinati sulla carta a zona di sviluppo residenziale e turistico e ad altre zone limitrofe, denominate zone C3, C4 e D3, sono costretti già dall'anno di approvazione del piano regolatore al pagamento del tributo ICI-IMU. L'imposizione tributaria risulta molto gravosa, ammontando a diverse migliaia di euro, e i proprietari di questi terreni e di queste aree si trovano nelle condizioni di versare l'imposta senza che il loro bene abbia a tutt'oggi nessuna concreta possibilità di utilizzazione edilizia e senza che ne possano disporne pienamente. La mozione impegna quindi l'amministrazione comunale a operare la decurtazione dell'imposta richiesta, finalizzata a ridurre l'ingiusto prelievo perpetrato negli anni a danno dei cittadini interessanti, agevolando il più possibile accordi di transazione per il definitivo superamento del contenzioso in atto, anche per gli anni pregressi, e poi dare esecuzione a quanto indicato dall'Agenzia del Territorio nella relazione tecnico-estimativa del 2 maggio 2011, laddove recita testualmente: per i lotti che, pur ricadendo in zone edificabili per motivi di varia natura, non fosse possibile l'edificazione, sarà cura dell'ente committente applicare singolarmente e caso per caso opportuni coefficienti di abbattimento al fine di un'equa valutazione. Occorre quindi utilizzare ai fini della determinazione del valore ogni strumento idoneo, compreso le perizie giurate di stima prodotti dai proprietari, dai terreni e delle aree interessate, un primo passo verso una soluzione sicuramente più conciliante per i tanti cittadini che dopo anni hanno sofferto e sofferto.